fantastico, che tutto sembra possibile, mentre sul campo si genera un desiderio invincibile. È l'orgoglio Granata, come una squadra lanciata a cercare una via verso una nuova dimensione, una promozione. In questa storia fantastica, in questo calcio del Porto, i nostri cuori Granata, con sogni fatti di gloria. Posso toccare il cielo, lo posso fare per davvero. Lascia che questa partita ti porti con sé, non c'è più niente da perdere. Portogruaro, in questo stadio fantastico. Portogruaro, noi batteremo il mondo. Una valanga di gol che fanno vibrare la tribuna centrale, il sogno di uno scudetto che ci fa andare in delirio totale. Noi come voi che tifiamo per sostenere una squadra sola, poi come noi ci buttiamo dentro una storia nuova. Dentro lo stadio suona una ritmica forte, si sente da fuori l'orgoglio Granata, leva via la polvere dai cuori. Speaker suona musica buona, Portogruaro 1-0. Tifiamo Portogruaro in questo stadio fantastico, dove i sogni si avverano, con 100 gol che ci uniscono, e i nostri cori che esplodono in mezzo alla curva, fanno un gol più veloce del vento. Con questo porto fantastico posso toccare il cielo. Portogruaro, Portogruaro, Portogruaro. Siamo partiti, dunque è partita questa partita, la sesta giornata di andata del campionato che durerà veramente molto a lungo, si chiuderà sicuramente a fine giugno per un mese e mezzo dovuto allo stop per la pandemia che ha questa seconda ondata nel nostro paese. Vediamo dunque la disposizione già in campo, le centrali sono andate per ritorno dopo poi per quanto riguarda invece la cerchina centrale sarà composta da Spoiler e da Modali, l'attacco invece è una ragazza di portata storico di artista alle spalle di Giorgio Giovanni, sono proprio che ritorna a giocare insieme in questi ruoli dopo diverso tempo, mentre invece Pinocchio e Battagliotto che sarà anche il capitano. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Dai, forza, dai! Vai, Auri! Però è un po' impreciso da parte di Battista che ha provato a eseguire questo pallone per Battagliotto. Grande, Auri! La sfera ricominciano subito Vai, Anna! anche a disposizione della Torresina che si schierano con una difesa a 4, Eccolo! Brava! Brava! Vai! Vai, Anna! Parti! sulla sinistra. Brava! Vai! Vai, Alberto! Dai, porta! Matteo dal fondo, se lo prende va il cross. Prima vera. Non va bene proprio! Troppo lungo per allora. Dai, porta! Comincia la sua manovra dal basso, del fatto. Porta, ci devono essere!
come sui piedi di una di poi per fare la pezza, molto concreta a 4 si distende alla sinistra il Brixen con Cash Doppa può andare tra i dopo l'anno scorso passato veramente dai campi del gioco. Proviamo a vedere questo tiro ora si prepara al due lungo, ecco da qualche parte però interviene sul pallone Abler, ancora Abler in possesso del pallone, palla per Barbacovic che prova a partire l'azione Kim ha scambiato con la difesa, cerca di liberarsi dall'attacco di Gaci che ha un'impressione molto alta e adesso riesce a liberarsi perché comunque deve ripartire non puoi andare però, brava Messi, brava, dai! muovono Abler e anche Santini, abbiamo visto da Battagliotto che cerca di l'angolo, Abler parte traversone col Ehi, insomma presa! Ancora sentito ancora Genni Longato, ecco che arriva il numero 4 Kim, adesso vediamo appoggia indietro, dopo lo scambio con Barbacovic. C'è interno per Malocchi, nostra! non riesce Comunque in mezzo! Più a Giorgia! che è partito da parte di fallo di mano c'è Spogliero, ma poi non riesce a passare il tocco per Sandvin che aveva cercato Reiner, comunque però ritorna con lo stesso Sandvin. Bravo! Vai Uri! Vai! Angolo! Essere insistito, ma questo perché il posto di Brava! molto incisivo. Vediamo adesso Santini che viene a prendere palla molto bassa stavolta. Questo dentro per Abler, sponda Abler. Originato dalla difesa di Battagliotto. Non da parte del Brixenovi sia un gioco più ficato, adesso vediamo Cinotto, brivido della partita, ho usato ancora una volta che nelle differenze fanno molto male sugli esterni alla difesa e altro così. Vediamo ora il calcio d'angolo, parte ma c'è anche Battagliotto, il capo della Bravo Alice! Vai! Lo fai girare! Fermo! Ora attenzione però, questo traversone Bravo Elena! questo poteva dire veramente la prima occasione anche per il Calma, non uscire facendo l'ora, calma! Siete ordinati, adesso saliamo piano piano! Andiamo a scendere di là! Dai, scendo di là! Allargata sulla sinistra dove c'è attenzione bravo Sara!
vediamo adesso facciamo le parti in questo momento era affollata un colpo di testa di questo sinistra non servito allora segnerà per il rinvio alto calcio libero battuto nella terra mai sul piede scarto di Barbacore visto Barbacore della peggio con Battaglione chiamato stacco possiamo vedere qualche storia dunque lotta molto accesa anche perché le principali brava Jenny! sono un po' tardivi però il gioco che avanza con il bricione dentro cercava di servire il pulsante riesce a passare il traversone un rischio se c'è sempre spazza via Spollero poi il tiro da parte di avere la messo in mezzo, attenzione c'è Chinotto Porta, salta uomo! Andiamo però, sali! Benissimo, da lei aspetta. Anzi no, scusate, era Odosuda che ha partito il parte il lancio sul fondo, molto buono. Brava Sari! Nostra! Attaccano lo spazio qua, 100 all'ora. Attente! Ecco il traversone. Disturbala! Era numero 5 Occhio, sveglia ancora! ancora sui piedi di questo Brava! Sali lo stesso! sono Gaia! Mano! Brava Gaia! sono diverse. Brava Gaia! Gaia! Abbiamo la rinvio Giusto! Gaia! Calma, uscite con calma! Se non ci si vicina! No, ti fai il taglio! veramente bassa tutte Fuori la palla! Fuori! Vai! Sei giù un attimo! questo è il quinto Occhio il palo, albo tua! si muovono Attacca la palla! invece c'è il Vai Gianni! un giocatore del Brixen Dai, non sta. attenzione però con il pallone che viene allontanato in questo momento adesso si muove nella prima non riesce a Forma la linea destra, ordina! il favore del giocatore che è uscito ha messo in gioco da Battistone lotta sul pallone ancora Brixenovi con Attenzione! che sfonda sulla sinistra pallone messo in mezzo fuori aria. Dai, dai! Brixenovi
al minuto 27esimo del primo tempo. Numerose occasioni che sembrano registrate nei secondi minuti sia con Adler sia con poco per il Kim lavora il pallone Vai dentro, Flo! Vai dentro! per preparare il traversone vediamo se Vai! riesce a costruire Ancora! Devo andare dietro! Vai! Dietro! Vai! Devo andare dietro! Vai su, appoggio, ora Greta Manu! Sveglia! un'azione manovrata, ora però pallone si termina sul proprio finisce per questo per essere sempre in inferiorità numerica e dunque spazi ristretti per poter giocare il pallone. Vai adesso! Vai Auri! Oggi il pallone sola, però ci sono due punti che sono molto distanti, tocca al medio per il lancio a cercare i gatti, vediamo la sponda che sicuramente sarà lunga gettata, eccolo che arriva, Maurizio, fa, veloce! Brava! Grande, raga! Brava! Auri! Parti! Non ti fermare, devi scappare! Brava, in questo momento per il contropiede alla numero 5 che il pallone allargato Arbitro, fallo! il destro lo prova Secondo gol del Brindisi, Domenica 2-0. Minuto 36esimo del primo tempo. Vai Elena! Vai Elena! Dai, forza ragazze! Dai Italia! Vai! Portala, mano, portala! Vai Giorgia! cercare in profondità, vediamo la corsa di Malotti che prende il tempo sul centrale Renato, vediamo ancora una volta Malotti, porta dall'area, tocca libero per Santini, ottimo in fuori gioco, Cambia! torna in campo dopo una lunga assenza e sarà sicuramente Sostituzione del quarto numero. Esce la numero 4 Scuola Rogaia. Il numero 14 Rodellino Donatella. Vai Giorgia! Elena! Hai tutto il tempo! Tutta la squadra tranne il difensore e il portiere la Cortesina è nell'area del portiere quasi attraverso la testa di Grazia questo è quanto
riguarda il bisogna accettata dall'arbitro che ricordiamo signor risultato Fallo, fallo! Mamma mia, sveglia! quando dice uscì prova Battistoni può far ripartire l'azione del corridore del basso, non infatti vai avanti, però spesso ci sono interferenze, prima delle interferenze adesso c'è stato uno scontro, ha avuto un tempo, quindi è ringraziato che non sta ancora dovrebbe essere interrotto il gioco, adesso anche il nostro capito. L'arbitro sincerarsi delle condizioni del gioco con Abler, anche la peggio, iscrizione la stessa, l'ingresso di Medina, sembra abbia dato speranza in più. Ma che trema, È andata a campo! Lo colpo di testa Due minuti di recupero. questa sfida Dai! non è dentro, ha chiuso tutto uno che viene, uno che va. le mani sulla schiena, arbitro! Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. In questo momento Nel primo tempo con il vantaggio della Spagnola su 2-0. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. il Lettori che sta perdendo 2-0 fuori casa contro il Tenerife. Entra al numero 15 per di Sara, è uscita la 10. Entra al numero 15 della squadra ospite, Paolo, esce il numero 2 del Bantos Anna. Che non solo può avvicinarsi al secondo posto, ma con la vittoria eventualmente in caso del Portogallo. Sono stati due cambi, un cambio per parte, nel Portogallo è entrata invece entrare al Ticino in campo la numero 13 si trova per la Ticino di Lena Messina che vedremo come anche il tempo potrà Novellino, Modale e Pillanis e Finotto battendo il posto di terzino destro che era stato occupato nel primo tempo da Barbacoa che
del possibilità a cercare Malocchi che riesce a sbucare il partecipante totalmente cercato nel primo tempo. Vai Auri, vai Auri! Vai! Non riuscite a 100 all'ora, allora! Non riuscite a 100 all'ora, aspettate! Vieni contro, Blu, vieni contro ora. Brava! Se c'era il sfida già in questi primi minuti sarebbe non viatico per fare una rimonta nel secondo del Drix che adesso prova ad andare in profondità, il lancio della numero 7 Brava, Gianni! però sembra alla fine andato a fermare Malocchi e a conquistare di mister Pedron, mister al quale vanno insomma i professionisti della società La fai tirare? con un capitalismo. Ora attenzione all'avanzata del Cristianovic anche se il primo tiro in corsa, questo va ricordato, della ripresa è stato del Cristianovic. Eiffel! Storia di Marco Castilla metta che non è la grande spettacolo, in questa partita, poco per Daimler, grande lavoro sporco per lei, la condizione, per cui sono una volta non aveva fare il risultato di gol, questo era ancora prima, cerca di nuovo, l'ha stoppato da fuori, la maglia delle Massanine, attenzione qui al fallo però commesso non c'è tutto più un fallo il Battellotti tentato Brava! per il Portogallo tutta la partita Blu, stai in mezzo, Blu. era un bel tiro Graus era cerca di partire c'è Finotto Va bene, dai! La vostra! però c'è una prova solo poi c'è sul Matic stanno ancora con Medellino non si guarda questo primo tempo in questo scuola di questo inizio di secondo tempo poi stanno ancora con Matic che poi distende è l'unico però che questo suggerimento vi abbiamo raccolto ancora una volta Forza, siamo lunghe, forza, siamo lunghe. Abler riproporre il contropiede il Brixenovi che adesso manda Malocchi in campo aperto e 2 contro 3 Malocchi che sfida Rottati che non riesce però a trovare il pallone c'è il cross del permesso per il caso messa laterale con che avanza a battere con le anche le palle Vai con lei! Carica! Carica! vogliamo che viene ancora messo in mezzo, contro la prima poi di lascia Abler che può distendersi di profondità per Malocchi dilungato il giro che si è ripetuto più volte nelle prime tempo prolungato però grande intervento per Malocchi che viene ancora gestito dal Brixenovi sulla fascia di destra sul gioco per Kashlov che in solita posizione destra prova con il sinistro e la macchia deve distendersi offensiva
Ok. Entra il numero 15 e esce la numero 8. Risolta così. Ha fatto una buona partita, ha fatto si è cercata. Veramente sono stati in parte in fase difensiva avere messo. Vai Fede! Vai Dai che va alla prossima! Dai, ci siamo, dai! Dai Sara che va! Vedremo se ci sarà però una doppia sezione difensiva che prende con un 2-0 in tutto l'interesse di impedire questo risultato. Mi sembra che Bravis prova a passare Dai, vai Serena, non volare, dai! Brava Serena! Porto Guaro. Guardate dov'è la... Dopo Marica Chiarotto, sempre per il Porto Guaro, vedremo che impiego potrà avere all'interno della partita. Parte traversone, c'è un mischio da Rachele Novellino all'Inter, riesce ad inviare per l'opposizione una giocatrice del Brixton, sempre per Vilas, proprio per Santin, uno scambio nella area di rigore di Enna Comacchio, solamente battagliato in avanti a tenere una posizione di difensori. Ultime richieste da parte dell'arbitro, parte traversone via al polo Pinato, pallone che esce dall'area per Battagliotto, cercando di prenderlo, riesce Brava Anna! Vai! riesce ad anticipare al numero 3 Lockman che però batte la sinistra laterale. Attenzione adesso ancora al Brixenovi, Malotti che punta Brava Sere! Nostra arbitro! grande tentativo, la palla dentro quello di forzare. Adesso c'è un altro calcio d'angolo ancora quasi tutto il Brixenovi, ad eccezione di due difensori del portiere in area granata, il suo di testa a mettere fuori Novellino in Vai, c'è il pallone arriva Battagliotto in ripiegamento difensivo, poi per fermo per Pinotto, qualche problema nella gestione Ma che confusione! Mamma mia! Vinca molto elegante su Battistone. Ragiona! Blocchiamo quella palla! Poi Kim, cerca di ancora Malocchi, molto veloce sul primo passo. Ecco Santin che prova ad accentrarsi, Tashdoffer cerca il tiro a giro, non che rimane però lì con la 15 che cerca, trova il gol. Il terzo gol della squadra ospite. Il terzo Portogallo 0, Brixton 3. Ci sono due sostituzioni per il Portogallo, andiamo per ordine. Entra il numero 17 ed esce la 9. Nulla da fare, ben disponibile. 17 di Governo Puglia, la 9 non si gioca. Poi il numero 20, Chiarotto Marica, ed esce la numero 5, Nogaro Gelli. Doppio cambio adesso. Anche il Brix lo vede una sostituzione. Okata, visto, grazie, 17, Levex con la 11, Malocchi. Di aver messo in campo un atteggiamento diverso anche grazie all'innesto di Ferretti che aveva dato più peso alla parte. C'erano state due occasioni, in particolare quella di Pinotto, ma anche Battagliotto aveva inserito particolarmente bravo, un bel tiro da fuori, dunque 3-0 che alla fine le ragazze forse proprio per diffondere uno spirito diverso di anni, ancora una volta non
giornata al centro della Ok, grazie. Numero 14, Cansiga, e la numero 7 esce Pedro Ten. con Santin, cerca grande parata di Tomacchio, riesce a pigiare sul palo il grande diamante di Santin, poi Kim Entra la numero 13, Simone Ginevra, c'è la numero 11, Mario Guarda. arrivata quest'estate si distende con la Sandra Salvini che viene allargato su Bilac, che funziona che però non tiene il pallone tra i piedi Bilac, un tiro che viene impalato alla difesa del Porto Duale, riesce ad allontanare, arriva Torna su Ma va lì, vai, Pinotto! Salutala! Vai, dentro! calcio di punizione per il controllo che dunque può portare avanti i suoi che hanno lo stesso anche il tiro della linea di Consagrano soluzione Sciviera, prova la conclusione di quello pieno però si prende sul Tonnara di Capricci al limite dell'area, attenzione recupera la sfera, lancia in profondità, non c'è nulla spolvera, ma ancora il Marcinelli prova il contropiede però Attenzione! solamente Bilac che ha molto tempo e spazio per pensare alla scelta. Bilac sulla tre quarti, tocco in profondità. Vai Sara, portala! Sali! Vai, puntala, puntala! Nodale. Sì! Salta, Obedumael. In possesso del Granata con Peretti che prova la conclusione. È fermata. La numero 4. Brava Giulia! Attenzione adesso! Brava! Dopo l'uscita di Longato, ma Matic. Perde Comacchio, adesso ancora si muove tra i piedi di Kim, in possesso del Brixenovi con questa conclusione sfiora l'incrocio dei pali, ancora una squadra viva. Adesso è giocato numero 17 che evita Matic il tiro. Riesce a contrastare la conclusione di Xenobi. Traversone con Comacchio che respinge uno che sale a disposizione del Xenobi, non c'è più di gioco. Recupera
sicurezza, anche perché di sera insieme Brava Marica! e Brava a Alice! 3 punti che sommato appunto che sta ottenendo di sera che cerca un appiglio, il gol adesso potrebbe aprire un disperato spiraglio. Serve assolutamente Brava un gol in questo momento. Portogallo che loro deve Brava Alice! Attenta! Oh! consegnare il pallone Chiamatela! riesce a superare Vai, vai, non fermerti! scambia con Overhead. Allora quella l'hanno, fai il taglio. Bravo, Grande, vai! Buttala! C'è l'altra parte. Vai Giuli, vai Giuli, vai Giuli! Vediamo presso avanzata il disimpegno del Dizionari con Santina avanzata la numero 17 continuando a batterlo Pinotto in area Patrizio il Portugallo parte il cross di Pinotto molto tagliato. Mira che trova molto spazio, quindi avanti. Una scivolata contrasta e il pallone non più dice Mazza ancora energia per avanzare, scambio con Freddi. A casa, sempre a casa. Oh, puta cosa io. Bravo, grande! Tirala! Regista offensiva della formazione la diagonale di cross che è entrata già in partita segnalato da parte del guardalista riesce a controllare un pochino da dietro su Bauer, cambio tra Vilac e Santini, ancora un insistivo palla fondo per trova chiaramente partita che 4 minuti di recupero. 4 minuti di recupero, in ogni caso buoni segnali da parte dei nuovi clienti alla sua entrata in campo, ricavano da diverso tempo. Adesso l'avanzata delle Dizionari con Dortman che prova a lavorare il pallone, cerca una conclusione, nonostante abbia avuto spesso lo spazio e il tempo per arretrare, non l'ha mai fatto, ha sempre cercato la porta, ha sempre cercato azioni offensive e di costruire questo va Bravo Alice! prova a tenersi sull'out di sinistra fermata. Ricordiamo che nonostante siamo a gennaio non siamo la sesta l'ultimo di erano sentito qui poi c'è un giallo per il fatto per stava tutto il mondo mi ha buttato schiena Segnali
l'incontro con la vittoria ospite,